Si torna a parlare di termovalorizzatori, due, da realizzare velocemente per bruciare almeno 700.000 tonnellate di rifiuti ogni anno. Eccolo il piano del governo nazionale notificato alla regione direttamente dal Ministero dell'Ambiente. In realtà il piano è contenuto nel decreto attuativo di uno dei principali articoli dello Sblocca Italia. A livello nazionale i nuovi termovalorizzatori saranno 12, due dei quali appunto nell'isola. La regione dovrebbe individuare le aree in cui realizzarle e poi bandire le gare per farli costruire dai privati. Ma su tutto il piano pesa la contrarietà del governo Crocetta, che è pronto a dare parere negativo sulla bozza di decreto inviata da Roma per la fase di consultazione. Si va dunque verso uno scontro istituzionale durissimo. C'è però un dettaglio non certo irrilevante che gioca a favore della capitale. Lo Sblocca Italia inserisce i termovalorizzatori tra gli impianti di interesse nazionale per la tutela della salute pubblica. Questo significa che il governo di Roma potrebbe, facendo leva proprio su questo aspetto, scavalcare il diniego di Palermo, che il governatore formalizzerà nei prossimi giorni in una riunione che ha chiesto al sottosegretario Claudio De Vincenti, prima comunque del 30 settembre, prima del varo del decreto. E nel testo proveniente da Roma c'è un altro particolare. La società, scrive il Ministero, è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica della spazzatura e per questo motivo è oggetto di precontenzioso europeo. Si evidenziano infine i profili di criticità riguardanti il complesso ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta pertanto evidente, si legge ancora nella bozza ministeriale, l'assoluta necessità di due termovalorizzatori. Se così dovesse essere, allora si aprirebbe subito l'interrogativo: dove realizzare questi impianti? Crocetta per il momento non ci pensa, la sua linea è altra, quella dell'opposizione, così come sarebbe pronta un'opposizione alle modifiche imposte al sistema di gestione dei rifiuti con la lettera di diffida spedita da Palazzo Chigi. Crocetta è deciso a dire no al sistema che punta su 5 maxiato invece delle attuali 18 SRR.